Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Max Del Papa che è collegato già con noi e che vedo assiso in poltrona per questa conversazione di oggi. Max, buona mattina, grazie per essere con noi. Max, non ti sento però perché hai il microfono chiuso, quindi dovresti sbloccare il microfono, vedo il simbolino barrato. Eccolo lì. Mannaggia la pupazza. Ci siamo. Ci siamo. No, Ci siamo. dicevo, sono riuscito finalmente a utilizzare sto trespolo qua in maniera più degna, perché così non sembra che sono nel polmone d'acciaio. Si vede che sono in poltrona. Diciamo allora comodamente seduto in poltrona. Ma sai, cioè, voglio dire, siccome noi, dico noi come diceva Alberto Sordi, noi vero l'abbiamo inventato il telelavoro 35-50 anni fa, l'abbiamo inventato e allora adesso ci piglia, adesso che siamo vecchi, siamo così ontologici, allora lavoriamo dalla poltrona. Ma io ho incontrato tanta gente che mi ha compatito per una vita. Ah, tu lavori a casa, come dire, non combini niente, insomma, sai. Certo, è un non lavorare. Ecco, adesso si sono capitati tutti, gente che lavora in banca, gente che lavora in ufficio, no? Fanno tutti da remoto e dicono, ma io sono contento così, ma non mi compatiscono più però, solo che hanno tutte le nevrosi, perché se non ti abitui poi ti senti, capito, è tornato tutto indietro. E allora io adesso mi godo, da 61enne, mi godo questa cosa e lavoriamo qua, perché il nostro è un lavoro. Tuttavia, settimana prossima, altro che poltrona, noi giriamo per Milano settimana prossima. La prossima settimana tutt'altro che poltrona. Facciamo uno dei nostri reportage e andremo a parlare di sicurezza, sempre se non ci tagliano la gola nel frattempo. Andiamo a cercare un po' di cose, perché questo con questi chiavi di luna. A Milano è sempre più vivibile, sempre più bella e interessante, diciamo. La nostra cara vecchia Milano. Se sei del livello giusto te la puoi godere. Sì. Se sei così, hai le persone giuste, altolocate, che non ti tocca nessuno. Dicono, certo, se sei del livello mio, che il malaffare, la suburra, allora ti capita anche quello che ti caga davanti alla porta, eccetera. Però se tu hai quel livello giusto, bella gente, giornalisti più altolocati, mica come me, allora lì vai tranquillo che Milano è la città più bella del mondo, sicura, pulita, tranquilla, non ti succede niente. Poi, vabbè, io ieri ho scritto, ma questi Maranza che hanno storpiato uno a vita. Ma perché li chiami Maranza, scusa? Sono italianissimi, sono lombardissimi, sono brianzolissimi, hanno scritto tutti, l'hanno detto tutti. Sono di famiglie super brianzole. Quelli sono 5 brianzoli, no 5, sono 5 brianzoli, no 5 Maranza. Ahmed. Anche a me mi ha colpito, però anch'io sono nato in Brianza, non mi ricordo che ci si battezzasse così all'epoca in cui nascevo io, no? Però sono brianzoli. Forse è un fatto così di ecumenismo culturale, adesso mi nasce il bambino, lo chiamo Ahmed così, poi dopo casualmente gli avrà dato solo qualche coltellata, così come il messicano di Trinità. Quello mi guarda e muore, io gli avrò dato solo qualche coltellata, siete dei bastardi voi gringos. Certo. Così. E allora, intanto però Maranza, chi te l'ha detto? Sai chi me l'ha detto? Il fatto che nessuno li chiamava per nome. Allora ho detto, questi vado tranquillo, sono Maranza. No, ma sicuramente uno dei due maggiorenni è Alessandro Chiani o Ciani, non so, Chiani però sembrerebbe. Sarà Ciani più che altro. Li ho visti in faccia. No, ma pubblicate tutto, anche dove stanno. Qui ci vuole la cura Paul Kersey. Lo sai chi era Paul Kersey? Qual è la cura Paul Kersey? Bronson. Il giustiziere della notte. Tu dici, perché quando un uomo con la pistola incontra un uomo col coltello da Maranza. No, secondo me hanno rotto le balle questi qua. Perché ma io non sapevo, io, caro Max, non sapevo che mio figlio girasse col coltello. No, però se sei un bravo padre,
se sei un bravo padre, quando lo prende la polizia gli devi dire butta via i documenti e non glieli dare. Esatto. Perché è educazione civica, no? Sì, Certo. Che si fa così da quelle parti. In Brianza funziona così. Sì, sì, non dire niente, butta via i documenti e poi ci penso io. Se sei un bravo padre devi fare questo. Sì. E allora no, è perché se sei un bravo padre devi dire che anche che nel video dove massacrano il 22enne si vede che mio figlio stava lontano, che non interviene. Lui non si è neanche reso conto che stavano usando il coltello. Si è trovato nel posto sbagliato. È lui la vera vittima. Sì. Devi dire così se sei padre, giusto? Però aggiungi anche anche mamma. Aggiungi anche dopo, a maggior ragione. Da padre voglio dire che spero che il ragazzo ferito migliori. Sì, tuo figlio diceva spero che muoia, andiamo là, lo finiamo così non parla, però il padre dice no. Però manca una cosa. Cosa e mi manca? Stupisco che tu non l'abbia. Si è pentito. Ah, si è pentito? Chi si è pentito? Il padre? No, la vittima. Ah, ecco, giusto. Quello rimasto storpio. La vittima. Si è pentito. E dopodiché deve finire in questo modo. La vittima storpia, ma insomma gli danno le grucce, abbraccia quelli che l'hanno massacrato, tutti fanno una bella tarantella, poi i 5, essendo Maranza, vengono candidati appena 18enni, vengono candidati da AVS, vanno in tutte le trasmissioni, ballando sotto con le stelle, quello, quell'altro, così, fanno i talk show e poi fanno il libro. Vabbè, però giusto, si candidano. Giusto. Si candidano. Perché tanto hai visto che tutti li hanno subito santificati. Ieri ho visto un magistrato che diceva no, punirli, condannarli no, perché che si risolve? Un magistrato, cioè questo dovrebbe amministrare la giustizia anche punitiva, cioè, no, a punirli no. Poi è arrivato Crepè e ha detto come suo solito, non li sappiamo ascoltare, certo. non sappiamo capire. Quello una volta dice che c'è troppo razzismo, poi dopo li sappiamo ascoltare. Poi è arrivato lo psicologo con Gandhi dietro il coso che ha cominciato a dire delle cose terrificanti, stronzate terrificanti sul fatto che insomma nell'immensità sovrannaturale del creato, poi è arrivato il Papa, ha detto che è colpa dei cambiamenti climatici, i giornali li hanno subito resi epicizzati, eroi, negativi ma eroi, neanche un giornale che abbia detto questi sono dei figli di puttana che veramente la cura Bronson, manco uno, tutti, però sai, quelli, se serve a quel poveraccio lì vado a staccargli i cavi così muore. Io voglio vedere il video, voglio vedere se ho picchiato forte. Bro, l'abbiamo massacrato, bro. La politica se ne è fottuta altamente, tutta. Perché io vorrei un politico, parlano su tutto. Dovrebbero dire, questi qua bisogna appenderli per i piedi, tenerli lì 20-30 anni, poi quando escono, tutte le notti una crisi di panico, quando escono vediamo se lo rifanno. Cioè c'è un limite anche alla stupidità, al perdonismo, all'utopia, no, ma dopo questi, ma si pentono, ma si riprendono, non si riprende niente. C'è un limite, peccato che non l'abbiamo ammazzato, peccato andiamo a staccargli i cavi, allora tu adesso fai la fine di Cagliostro, stai lì 20-30 anni, poi vediamo. Scusate, sarò becero, però. C'è questo per quanto riguarda gli autori del fatto, ma poi c'è anche una questione che qua fanno finta di non capire che ormai questa roba qui è moneta comune, moneta corrente. Sì, Cioè, è l'aria che respiriamo. C'è anche un fatto sociale, no? E quindi inevitabilmente politico, però questi qua se ne stanno zitti. Non si affronta quell'argomento lì, che ha un carattere strutturale. No, perché sennò tocca pure l'appunto, come dici tu, prendere atto che questa è l'aria che respiriamo. Allora, si fa finta di niente. Dalla sinistra si dice che è colpa perché ce ne sono troppo pochi. Da destra si dice che l'Italia è una grande nazione, ripartita contare la nazione, e qua stiamo in mezzo, ma in quelli che poi a me dicono tu sei un poveraccio, parli male di Milano perché non te lo puoi permettere, poi so perfettamente che c'è qualche maturo signore un po' impotente che ascolta e magari poi si infila nei commenti, però io vedo anche io comprendo questo, cioè io vedo anche una rimozione dettata dalla paura, dalla preoccupazione. Io ti insulto, è un po' come con i vaccini. Ho paura di essere malato, però è meglio che muori tu.
non parlare, non dirmelo, non dirmi le cose. Io lo so che c'è questo pericolo attuale, però se non lo dici, poi continuiamo a fare finta, mandiamo i video della torre Unipol, quanto è bella, quanto è bello Milano. Infatti. Poi sarà Max, come sarà, però era stato un gruppo di Maranza. La girassero come vogliono, ma questo è. A proposito di questa vicenda qua, te hai scritto un bell'articolo su ilgiornaleditalia.it. Mi raccomando, .it, mi raccomando. Esatto. Cristo! Allora, Max diceva, e tu hai scritto un bell'articolo che invito a leggere coloro che ci stanno seguendo, lo trovano il link facilmente anche per autore, cioè col tuo nome, dalla post sulla nostra pagina Facebook, dove peraltro c'è una citazione dello Hegel, come diceva il mio professore di filosofia del liceo. Lo Hegel lo amiamo ancora quasi come a Cervis. Io amo lo Hegel, cioè in realtà io ho sempre aborrito Hegel, che mi faceva schifo come filosofo, no, come anch'io, pensatore. No. Io sono per Schopenhauer. Una roba orrenda, casomai che lo definiva un ciarlatano stupido e goffo. Ecco, ma quando io ero giovane amavo di più il Feuerbach, perché mi sembrava più concreto, diciamo così. Però al di là di queste disquisizioni pseudo-para-intellettualistiche, perché ho letto 2 righe sia dell'uno che dell'altro, diciamo che la nostra citazione è fondamentale per capire la dinamica, il rapporto dialettico. Ma come sei sofisticato oggi? No, Feuerbach. Attenzione, Feuerbach. Mi sembra un filosofo putiniano quasi. Ma perché io voglio trasformare questa nostra ora in un'ora di cultura. Bravo, Dio Cristo, ostia, andiamo, mi pare che breve errante. E l'ebreo errante ci sta ascoltando in questo momento. Io credo che anche possa farsi 2 risate alla facciazza ma nostra. Hai visto Trump cosa ha detto? Hai visto Trump come zio Frank? E che ha fatto Trump? Che gli ha detto, aereo che ha detto a quella Piggy, gli ha detto Piggy. Quiet, Piggy, che sembra molto ma muoviti nasona. Esatto, dovremmo scrivere. Era avanti Frank, era molto avanti. Dovresti scrivere un saggetto sull'attualità straordinaria di zio Frank. Sì. Sulle capacità di anticipare. Anche Trump si ispira. Quiet, Piggy! Ma tu te lo vedi. God Christ! Stai tranquilla, cicciona, maialotta. Questo gli ha detto il presidente. Come l'ho invidiato, guarda. No, perché non si può più dire niente. No, poi ce n'è una bella in tema di rapporti sessuali. Dopo ci arriviamo, facciamo la mezz'ora a luci rosse dopo. Facciamo 10 minuti a luci rosse, ma proprio pesanti, hard. Quindi tenetevi in collegamento perché dopo le 10:30 qua diventa a luci rosse la nostra chiacchierata. Però prima di tutto io volevo dire che noi abbiamo citato lo Hegel, non perché dobbiamo esibire cultura che io non ho, peraltro. Parlo al singolare perché non voglio associarti nell'ignoranza. Comunque, no, ma qui c'è molto, io peggio. Allora, io non è che Alino Balfi. Io che non è che so di non sapere. Mi voglio ammazzare mangiando tutto. Io non è che so di tu ce la faccio il brigatista. Oggi sono svagato, non c'ho voglia. Io voglio ammazzare, non ho voglia di fare un cazzo. Ma a me mi piace questa cosa qua. Però dicevo, non è che noi qua faccio finta, so di non sapere. No, io fingo di sapere di non sapere, che è un po' diverso. Però in tutto questo fingere e far finta che umile. Sono un falso umile. E in tutto questo ho citato lo Hegel. Ascolta un attimo, fammi arrivare però al punto. Siamo 2 ore che siamo allo Hegel, non se ne esce. Praticamente noi siamo peggio di Bracardi e Marenco, no? Se ci mettiamo di buzzo buono. Però io voglio arrivare al punto. E il professor Marcellini ci manca tanto. Ascolta, io citavo lo Hegel non tanto per esibire uno sfoggio di finzione di sapere, di non sapere tutto il resto, ma perché lo Hegel ci ha magistralmente, una volta tanto, perché a me piaceva poco e niente, e mi è sempre sembrato un gran trombone. Comunque, al di là di quello, una cosa giusta mi sembra che l'abbia detto, che c'è il signore e c'è lo schiavo. E qui vengo al tuo libro, volevo arrivare lì, capito? Lo Hegel chiarisce... Marachello. Lo Hegel chiarisce in maniera impareggiabile in questo caso, che se c'è un signore c'è deve da sta pure lo schiavo. Se c'è Troia, puttana! Qua siamo sulla lapide della povera, come si chiamava? Bisogna mai andare in Germania, Paolo.
E lì, a dir la verità, poi è diventato di moda, ma lì mi piaceva molto Alessandro Haber. Lì ha fatto una scena memorabile, quella del vedovo ma perché? che scopre che la Sì, ma moglie era ben guidato, però. Chi era il regista delle... Quello era Monicelli. era Monicelli lì, ma insomma, Sì, insomma, teneva un Mario po'. Monicelli. Se la ricorderanno tutti la scena dove Lo Haber commemora la moglie al cimitero, sulla lapide, sulla tomba, e arriva il Celi, il mitico Adolfo Sposa Celi, e amante impareggiabile. che fa capire al vedovo che non solo è vedovo, ma pure cornutazzo della Che prima specie. importa? L'abbiamo amata tutte e due e lei ci ha amato tutte e due. Una Né più scena spiritualmente, Paolo, fantastica. né più carnalmente. E il vedovo si Pronta, incazza al punto tale che rovina la tomba a sediate a legnato. Beh, insomma, non sono più tempi. Quegli scherzi lì non si possono più fare. No, Capito? Comunque, Lo anche quei Hegel, film. torniamo a Lo Ma l'hai Hegel. visto Verdone, dai? E cosa ha fatto Gli ha Verdone? dato il sindaco per un giorno, ha fatto tutto il pippone, ai periferie, perché le Beh. periferie sono cose di poesia. Il giorno dopo ne hanno scannati 4, ma state là, state buoni, dai, che ormai l'avete fatta la vostra storia. Ma sì, Sempre a compiacere il potere, vabbè. infatti, mentre invece Lo Hegel, torniamo lì, ci diceva che se c'è un signore, c'è anche uno schiavo, giusto? Un servo. Sì, È la famosa sì. dinamica servo-padrone, eccetera, eccetera. Che, lasciamolo dire, io non voglio fare qua l'esegeta, il filosofo della domenica, anche se è giovedì, però per dimostrare che il signore comanda sul servo, poteva dirla anche più semplice Lo Hegel, no? Tutta sta roba della fenomenologia dello spirito, senti un po' che roba. Il Signore, avendo dimostrato nella lotta di considerare l'essere autonomo soltanto come un negativo, è la potenza che domina su questo essere. Questo essere è a sua volta la potenza che domina sull'altro, cioè sul servo. Ecco allora che la conclusione di questo sillogismo è: il Signore domina su questo altro, cioè sul servo. Allora, per dire che il Signore domina sul servo, ci ha fatto un giro di parole favoloso, fantastico. Non è che lo Hegel sia la causa di tutti i nostri mali dell'intellettualità contemporanea. Buoni sì, perché poi sono citati da tutte quelle mezze pippe quegli acconti di filosofetti putiniani così che Col fanno la corte ricciolino, alle signore, col tirabacci. sì, ma che fanno la corte alle signore suggestionabili borghesi un po'. Col tirabaci. Comunque, questo per dire, Sì. arriviamo al dunque. Come sta andando il tuo libro, Schiavi? Allora, il mio libro mi ha dato soddisfazione, è Ascolta, poi andato c'è bene. Adesso si Schiavi sta e c'è fermando una perché roba molto bella che è Schiavi in Tour, che noi Schiavi in tour. cascasse il mondo, io faccio così e continuo per la mia strada, perché bisogna portarlo a Milano, Schiavi in Tour. Ecco, allora c'è il Io libro. dico milanesi perché mi sta dando molte soddisfazioni quest'atto teatrale, devo dire, Ecco, appunto, parlaci un ma po' di te, dai. veramente. E no, sto portandolo questa cosa qua. L'ho portato in Piemonte, a Cuneo, l'ho portato a Pesaro, l'ho portato a Tolentino. Ora, il 13 di dicembre, Santa Lucia, vado a Verona. E poi ci sono altre date in definizione. Allora, io, a parte questa cosa per cui racconto la crisi personale mia, che si specchia in una crisi di valori di democrazia professionale, eccetera, però vedo che poi la gente esce commossa, esce veramente, mi vogliano bene, arriva questa cosa qua, e poi succedono sempre delle cose a margine che sono più importanti. Cioè io incontro un sacco di gente che avevo perduto e girando per l'Italia la ritrovo anche dopo 35 anni, anche dopo periodi impensabili. E quindi è come se questi incontri, questi monologhi, queste serate che per me vogliono dire molto, si stessero rivelando come uno strumento, un mezzo, un pretesto per delle situazioni ancora più importanti, ancora più fondamentali, cioè l'incontro col dolore, col passato, con la gente. C'è gente che mi ha portato un dipinto di un amico che io frequentavo 35 anni fa, dopo, ma a 800 chilometri di distanza. Allora io vorrei che non finisse mai questa cosa e vorrei anche portarlo a Milano, però. Poi io Certo. faccio tutto da solo, No, ma io ce la vado dove facciamo. mi chiamano. Cioè, non è che devi usare il condizionale, lo porteremo a Milano, Io lo porteremo. non ho i manager, i codi, non ce li ho, faccio tutto da solo, quindi io vado dove mi chiamano.
Quindi non avendo una struttura dietro, non è che posso prima trattare, combinare. Quando qualcuno mi dice vorrei che venissi qua, pronti, io vengo. E quindi a maggior ragione spero in Milano. Sì, allora intanto ti giro il messaggio di Mary che ci chiede cosa abbiamo preso a colazione. Niente, oggi ci è girata così, non ci siamo neanche messi d'accordo prima, come sempre del resto, non ci mettiamo d'accordo mai. E poi c'è Pierangela che io virtualmente abbraccio da Milano perché ci ha scritto, mi avete messo di buon umore, grazie, con tante... dopodiché, indimenticabili, scrive Paolo, il duo Bracardi-Marenco. Gianluca da Milano, a mio parere il problema maggiore è l'indole accogliente e gentile degli italiani, soprattutto quella delle forze dell'ordine che cercano il dialogo, il colloquio quando provano a bloccare un pazzo furioso con mazze o coltelli. Il fallimento è l'idea sociologica del poliziotto buono che non usa la pistola ma le parole. Questa spazzatura umana se ne approfitta. I E poi poliziotti gli devono far così perché glielo comandano. c'è il nostro Walter, l'ebreo errante, che scrive anche il Cristo. mio filosofo, chissà dov'è adesso, poi oltretutto, da quando è iniziata la trasmissione, chissà dov'è arrivato. Sono andato già 200 km a piedi. Anche se il mio filosofo preferito resta Totò. C'era una chiamata alle 10:15, non so se sia ancora di attualità. Sì, sono in linea. Sì, eccolo. pronto? Chi è? Sì, pronto? Chi è là? Sì, Chi è là? buongiorno. Stavo aspettando con pazienza, niente. Porca miseria, pazienza che andrà premiata in qualche modo. Per premiarsi, compri il libro di Max Schiavi. Sì, no, ma è una pazienza di rabbia. No, vi spiego. Allora, ci sono due cose. Allora, la prima, quando è che finiranno i dialoghi, le diatribe tra Schlein, destra, sinistra, eccetera, eccetera, tra Quirinale e Palazzo Chigi? Poi ci parliamo. Il governo inizierà a parlare col popolo, perché ne abbiamo piene le palle. Secondo, volete eliminare la delinquenza, la criminalità in Italia? Ci sono solo due vie, il resto non c'entra niente. Uno, ritornare ai lavori forzati nelle miniere, che ce ne sono tante in Italia chiuse e potrebbero dare tanto frutto all'economia. E la pena di morte. Vedrete che ci sarà un esodo totale di monnezza in Italia. Con il resto non ce ne frega niente. Cioè, nelle città, ma sapete cosa succede? Che non si può uscire, che ti accoltellano. Cioè, ma siamo arrivati a livelli di bidonville brasiliane, Cioè, io non so Piantedosi cosa fa, ne manda via 50 alla volta, ma ne arrivano 30.000 a Lampedusa ancora. Cioè, nessuno lo dice, però io conosco gente di Lampedusa che dice: ma ogni giorno qui arrivano e dopo 48 ore li mandano al nord. Ma allora il governo e il Parlamento si vogliono svegliare o nella prossima tornata delle votazioni voterà solo il 10%? Grazie. Allora, Max, prego. No, però è indicativo, è tutta questa incazzatura, perché non è uno che dice così, sono tanti. No, secondo me ascolta, qua è la inutile Garbatella lì sottovaluta molto perché è una grande lezione, ma è inutile girarci intorno. Io capisco, cioè, gli evergreen classici, la miniera, la pena di morte, però questa è una cosa diffusa, perché insomma, no, ma non sono che tuo così... figlio esce, lo storpi. Diciamola brutta, non sono così campati per aria questi ragionamenti, perché a uno vengono naturali, diciamo, sotto certi aspetti. Perché ma lo dicono in tanti, lo dicono tutti. Ma non c'è neanche troppo di così sbagliato. Non c'è neanche tanto di così sbagliato. Allora, siccome sono già le 10:24/25, ne approfitto perché la telefonata è passata comunque. Io ringrazio l'ascoltatore che ha atteso così pazientemente a lungo. Comunque, se volete intervenire... ci voleva sfogare. E c'ha ragione pure lui. Allora, se volete intervenire in diretta 02 92 94 7222, i messaggi li mandate al 340 6709 659. Qualora fossero audio, il buon Simone mi avverte e li mandiamo, che ringrazio in regia Simone, mi avverte e li mandiamo in onda. Allora, c'è un'altra chiamata e quindi la passiamo al volo. Pronto? Sì, buongiorno. Io chiamo per una piccola testimonianza. Sì. Sono agente di polizia locale in un comune di 3.000 abitanti in Brianza, sì. Agente unico in servizio. Sì. Mi è capitato sono molto stimata nel paese perché sono abbastanza, mi sembra di cercare di fare il mio lavoro, ecco, cerco di fare bene il mio lavoro. Mi hanno un pomeriggio, una mamma mi chiama, mi dice: si fermi,
Guardi che ci sono 2 ragazzi che hanno rubato delle bici nel nostro condominio, sono andati di là, io vado verso questi qua, riesco a fermarli, poi vabbè è arrivato l'assessore, insomma, per farla breve, li abbiamo beccati in flagranza di reato. Sì. 2 marocchi. Io li identifico, mi danno i nomi, chiamo i carabinieri perché da sola non riuscivo a gestire la questione, fatta bene. Per farla breve, quando c'era il momento che hanno esibito i documenti, loro mi hanno dato dei nomi e cognomi errati. I carabinieri hanno convocato i genitori, un casino, è andato a finire. Quindi mi scusi, questi 2 erano minorenni in sostanza? Certo, erano minorenni, sono arrivati i genitori a prendere le difese di figli, ma io voglio dire, ero da sola praticamente che volevo denunciare il fatto, ma io non avevo una struttura con me, i carabinieri, uno Stato che faceva svolgeva il proprio ruolo. Cioè, cosa voglio dire con questa testimonianza? E scusate la verba con cui la dico. Voglio dire che purtroppo anche chi rappresenta lo Stato si è lasciato troppo ma certo. ha abbandonato il suo ruolo, cioè qui fanno tutti gli educatori a parole, perché poi non educa veramente nessuno, ma a un certo punto i carabinieri devono fare i carabinieri, la polizia locale deve fare la polizia locale, no, e ognuno deve lei fa il vigile, diciamo, polizia locale, giusto? Sì. Ecco, allora mi spieghi com'è finita? I carabinieri che cosa hanno fatto concretamente quando sono arrivati sul posto? I carabinieri, quando davanti a me, questi qui hanno esibito i documenti, davanti a me i carabinieri con i loro genitori hanno esibito i documenti ed è saltato fuori che avevano dichiarato un nome e un cognome a me diverso di quello che loro erano, quindi hanno mentito davanti a me, perché io avevo preso nota dei loro nomi e cognomi che erano tutt'altro rispetto a quelli. E dopo hanno iniziato a dire, va bene, allora venite in caserma, una balla e l'altra. Io ho saputo alla fine che questi ragazzi l'hanno fatta franca. Nessuno ha fatto niente, né davanti a un furto. No, lei che morale ne trae? Quindi morale della favola dal suo punto di vista? Morale della favola, che dobbiamo ritornare, che ognuno deve svolgere bene il proprio lavoro. Se il carabiniere arriva al punto che davanti a 2 delinquenti, perché quelli lì il loro futuro purtroppo è tracciato, non fanno niente, neanche quando rubano, neanche quando dichiarano di essere persone diverse da quello che sono. Se i carabinieri non fanno niente, io cosa posso fare? Non posso fare una battaglia da sola. Perfetto, io non so. La conclusione, mi scusi, è che qui c'è un caos, siamo in una società piena di regole, ma dove ognuno fa quel cavolo che vuole. C'è un caos totale, nessuno fa il proprio dovere. Perché un carabiniere non è un educatore, non deve parlare con i genitori, con i ragazzi, convincerli, fargli capire che, e guarda che no, lui non è un educatore. Lui deve dire, ha ragione. Hai commesso un reato, ti prendi le tue responsabilità, punto. Ha ragione, tanto più in flagranza di reato. Esatto, tante volte poi non intervengo perché non sono capace di contenere la mia frustrazione nel vedere che basterebbe semplicemente che ognuno capisse qual è il proprio ruolo. Se tu non vuoi fare il carabiniere, che non te la senti di portare avanti, cambia lavoro. Io non è che ce l'ho con i carabinieri, perché poi non è che sono tutti uguali, però voglio dire, anche chi vuole operare in un certo modo, cioè nel modo che capisce che il suo lavoro è quello, non riesce più a farlo perché intorno c'è tutta gente che gli naviga contro e da sola la battaglia non riesce a farla. Punto. Chiara, lei è stata molto chiara. Io la ringrazio per questa telefonata. Le auguro buon lavoro ma non in maniera ironica. Le auguro buon lavoro veramente, perché non è ironia la mia. Ho capito benissimo, perché lei dice anche un'altra cosa importante, secondo me, che uno, se anche vuol fare il suo lavoro bene, ma è in un ambiente nel quale questa cosa, diciamo, non è fatta da altri, alla fine, diciamo, il degrado aumenta ancora di più e alla fine l'impossibilità
perché se tu fai il tuo lavoro ma sei circondato da gente che non lo fa, alla fine non lo farai più neanche tu, ma concretamente, diciamo, non perché sei un vile, ma perché non serve più a niente, capisci? Esatto. E comunque, per concludere, vorrei dire che non vorrei essere fraintesa, non tanto da lei, che ho capito che mi ha compresa, ma da chi magari mi ascolta, che io ho una grande stima per i carabinieri, per le forze, si figuri, però ecco, dobbiamo anche ripensare a come svolgere la nostra professione in tutti i campi. Cioè, io vedo in una parola che non c'è ordine nella mente della gente quando lavora, c'è una grande distrazione, tutti vogliono fare il lavoro di qualcun altro, cioè invece uno deve svolgere il suo ruolo, certo, onestamente certo. E con serietà, e se facessimo tutti così le cose vanno a posto da sole. A me dà fastidio vedere che tutti quanti vogliamo fare gli educatori rispetto a questi ragazzi. Io entro nelle case di questi marocchini, di queste agenti extracomunitari, cioè ma non esiste, cioè ma l'integrazione non potrà mai avvenire. Perché? Perché tu vedi che il loro concetto di famiglia è totalmente diverso dal nostro. Cioè qui ci sono bambini che tornano a casa e non trovano un piatto su un tavolo caldo a mezzogiorno, all'una. Arrivano lì, si siedono su un divano, mangiano quello che c'è, cioè l'idea che abbiamo noi di famiglia, che quando finisce la scuola vai a casa, mangi, poi ti distrai un attimo, ti metti lì, c'hai un libro, inizi, la mamma ti aiuta, questa roba qui non esiste, per quello che poi dopo questi quando sono in giro fanno i marangia. Allora, io ringrazio questa ascoltatrice che fa il delicato lavoro del vigile in Brianza. Grazie per la sua chiamata. Grazie, dobbiamo fermarci apposta. Adesso, Max, dobbiamo chiudere anche la nostra conversazione. Schiaccia su termina tutto quanto, abbandona, eccetera, perché ci ricolleghiamo dopo che è comparso lui. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Signor Dutour, perché il Signor Dutour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Mi hai dato un'idea. Allora, dovremmo essere già in onda. Stavamo manifestando propositi erotici con l'olio Acerbis, ma lasciamo perdere. Ci vuole il soggetto giusto, di autoerotismo. No, autoerotismo. Io addirittura sono sull'autoerotismo con l'olio Acerbis. Sei auterchico, diciamo. Lo amo. C'è un'altra telefonata però allo 02 92 94 7222, poi vorrei tornare però con te Max, sotto un profilo più hegeliano, diciamo così, sulla telefonata che abbiamo ricevuto prima da parte della... Sì. Si può chiamare vigilessa, non so, penso che non si offenda della vigilessa del piccolo comune Brianzitto, Piggy,
del piccolo comune brianzano. Quite piggy! Vado in loop con questa cosa. Altro che zio Frank. No, come zio Frank. Uguale. Ma muoviti! Nasona. Allora, abbiamo un ascoltatore, poi però più hegelianamente appunto vorrei tornare con te su questa telefonata, perché merita qualche elucubrazione. Pronto? Chi è in linea? Allora sono io. Buongiorno signora. Buongiorno, sono Adriana. Allora, mi dispiace, il mio intervento sarà di forte delusione per la precedente telefonata, per la precedente persona che è intervenuta. Una ventina d'anni fa, forse qualcosa di più, parlando con una parente di un poliziotto che svolgeva la sua attività a Milano, mi è stato confidato che praticamente erano stati riuniti e avevano comunicato loro che non dovevano assolutamente arrestare gli immigrati di qualsiasi natura. Pur se avessero fatto crimini, a meno che non ci fossero proprio efferatezze particolari, ma botte, cose diciamo leggere, dovevano assolutamente essere ignorate. Io ho sempre sperato che fosse una bufala, ma purtroppo no. Strada facendo mi rendo conto che molto probabilmente c'è un disegno ben preciso. Quindi mi dispiace, ma temo che non avremo un futuro. Ecco, mi perdoni, ma in tutto questo io non ho capito qual è la critica alla persona che ha chiamato, alla signora che ha chiamato prima, la vigilessa. Non è di realismo, per essere realisti. È vero, questa persona non può fare niente, ma perché c'è un ordine dall'alto, non devono fare niente. Va bene, adesso ho inteso, diciamo, quello che voleva dire. Tu dici che è così, Max? Ma io lo so per certo che è così. Cioè e che poi, ma ci sono, ma sai, siamo sempre lì. La sinistra queste cose le teorizza e le crea, le costruisce. La destra che oggi è lì deve durare, deve andare d'accordo con la sinistra, poi bisogna andare d'accordo col Vaticano, perché se no, dice, mi fanno saltare dopo 2 minuti. Ma non è un mistero per nessuno che la signora lì, la grande nazione, ha detto di non fermi, non fate niente, andate dall'altra parte. Ma tutti i giorni c'è qualche sindacato di polizia che dice: signora, siamo stanchi di fare da bersaglio fisso o mobile senza reagire. Sappiamo tutti che l'integrazione si costruisce sull'abuso. Lo sappiamo tutti che questi qua devono avere l'impunità, perché sennò si incazza la Schlein, si incazza quello. E poi c'è una guardate che il concetto, la miniera, il coso, la durezza, che è proverbiale a destra, ma guarda che è minoritario anche lì, perché oramai c'è una destra molto normalizzata che si vergogna di essere considerata fascista, si vergogna di essere considerata reazionaria, qualunquista, eccetera, che oramai ha sposato queste idee. Allora, no, Max, lasciare perdere, non cosare. Una cosa voglio dire, poi chiudo. Non è proprio vero che, come diceva la vigilessa, questi Maranza, Magrebini non si integrano. In una cosa si sono integrati, nel familismo osceno mammifero, per cui quando li pigliano arrivano le mamme e fanno esattamente come le mamme italiane. Lasciateli perdere, questo è mio figlio. Sì, no, su questo hai ragione. Allora c'è Marila che la pensa come quelli dei lavori forzati, che miticherebbero il sovraffollamento nelle carceri e intanto il Parlamento italiano si trastulla con le nostre camere da letto. Poi vedremo in che modo, perché quello era il capitolo a luci rosse che affronteremo prima delle 11. Intanto però c'è un'altra telefonata, la passiamo subito. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Caro allora, Fabrizio, intanto buongiorno. La telefonata della vigilessa, a parte che è sconcertante, no? Perché vivi in un paese dove praticamente i reati non vengono perseguiti e tu ti domandi, ma scusa, ma il 90% degli italiani che fa il proprio dovere allora non è tutelato per niente, cioè qui mettiamo tutti sulla stessa linea, fai bene, fai male, comunque andiamo avanti così. Ma io volevo dire un'altra cosa, allora a me non è mai piaciuto questo, non capisco perché in Italia chi prende, si becca una pena, si becca degli anni di reclusione, bisogna aspettare i 4 anni per metterlo in carcere. È una cosa incredibile. Allora, se tu hai fatto
un furto, se hai fatto un reato lieve, non è che devi aspettare di farne 5 o 6 e poi aspettare che questo vada in galera dopo 4 anni, così magari ruba 20, 30, 40 volte. Se ti becchi 3 mesi, ti fai 3 mesi in galera. Per me servirebbe anche da lezione, soprattutto per i giovani, fargli vedere come si vive lì dentro, fargli vedere le prospettive della loro vita, come sarà se dovessero finire in galera, non andranno più a studiare, non andranno più in giro con gli amici. La fai la seconda volta, un altro reato lieve, gli dai 6 mesi. Vedi che tante cose poi vengono, i reati vengono tolti, ma se tu continui a lasciare fuori gente con il DASPO, che poi è una cosa ridicola, con la munizione, ma non devi venire in città perché tu hai commesso un reato, questi ridono, questi se ne fregano perché non hanno niente da perdere. Se invece cominci a fargli sentire che cos'è la legge, che cos'è il dovere, che cos'è il rispetto degli altri, con poca pena, allora forse fai qualcosa, ma aspettare che uno si faccia 4 anni di galera, quando è che succede? Sono tutti in giro e per quello che poi dicono sì, era stato segnalato, era un pregiudicato, cazzo, non li mettono mai dentro, non lo so. Allora, grazie ma Fabrizio. Chi le applica le pene? La politica non vuole saperne niente perché sennò si vergogna di essere di destra. I magistrati non le applicano, sono i primi a teorizzarlo questo. Tu pensi che questi qua che hanno storpiato quel ragazzo si facciano un'ora di galera o paghino in qualche modo? Ma questi andranno in televisione, verranno candidati. La magistratura ha già detto questi noi non li tocchiamo. La polizia si adegua, eccetera. Bisogna essere realisti. Questo è un paese che è finito. E devo dire che anche in questo i Maranza si sono naturalizzati italiani, sanno che possono contare sul lassismo, il perdonismo. Che dicevano quelli lì quando sono stati portati in caserma, dove peraltro li hanno nutriti, gli hanno dato le PlayStation? Dicevano, vabbè, se succede qualcosa scappiamo, abbiamo tutto il tempo, andiamo in un paese dove non c'è estradizione. Cioè questi già ragionano da italiani, capito? Allora Max, un attimo solo perché ti devo passare alcuni messaggi e nel contempo fare un'altra operazione delicata, però intanto comincio a passarti i messaggi. No, senza olio purtroppo. Primo messaggio, Loredana, ma ve lo ricordate il solito poliziotto severo che nelle comiche di Stanlio Olio piantona le strade per mantenere l'ordine? Quando lo incontravano si toglievano il cappello, adesso è il contrario. Ma il vero problema è la gente oggi. Un controllore dei biglietti del treno mi ha detto che spesso trova persone senza biglietto e il vagone insorge, poverino poverino, e magari lo è. Purtroppo questi atteggiamenti non ti permettono più di distinguere fra chi è un furbo e chi avrebbe bisogno di aiuto sul serio, e tutti noi lo faremmo con gioia. Scrive Loredana, che ne dici? Ti dico che prima di collegarmi ho letto la notizia allucinante di un controllore di treno che si era permesso di far scendere un nigeriano senza biglietto, che gli aveva messo anche le mani addosso. E questo controllore era stato condannato, non mi ricordo la pena, ma è stato condannato e alla fine si è salvato solo, sai perché? Perché è andato in prescrizione. Cioè questo per avere fatto scendere uno che non aveva biglietto, che era minaccioso, che gli aveva messo le mani addosso, è stato condannato. E anche i colleghi gli hanno detto, ma tu sei scemo, ma non si fanno queste cose, è un nigeriano. Me ne sbatto le palle, ma Africa può starsene dove sta, dico io. Però questo era stato condannato, è stato graziato dalla prescrizione. Ecco cosa penso. Voglio dire, questo paese è finito in tutti i sensi, non lo ripiglia più manco Gesù Cristo. C'è fondato motivo di ritenere realistica questa posizione. Gianluca ci scrive, detto da una filippina, gli immigrati vengono qui tutti per la sanità gratuita che non c'è quasi da nessuna parte del mondo. Poniamo dei paletti alla faccia dei diritti, forse diminuiscono gli arrivi illegali, però io ho la sensazione, Max, che ormai i buoi sono ampiamente scappati. Ma non hai sentito che ha detto anche tutti i giorni che dice st'altro Papa, che è un altro in scia a quello di prima, piarne di più, sono poeti della vita, bisogna rifarsi agli accordi di Parigi, se fanno male, cioè questo ragiona il Papa, ragiona come Landini e naturalmente non gli si vuole andare contro, no? Allora, e tra l'altro noi abbiamo affrontato la scorsa settimana la questione della censura, della mordacchia, che arriverà prima o poi a mordere anche noi. Qualcuno ha dato fastidio. Sì, ha dato fastidio, credo, a molti di quelli che vogliono la mordacchia e la censura, ma non è quello il punto. Allora, tu hai fatto un bel pezzo sul cuore. Hai fatto un bel pezzo sul tuo blog, Il Faro di Max del Papa. .it.
.it naturalmente. Ora però c'è un'altra novità in arrivo sotto quel punto di vista, il cosiddetto Democracy Shield, lo scudo europeo per la democrazia, che detta così sembra una roba, è in realtà un altro centro di censura a livello europeo. Quindi c'è poco da ridere, perché queste chiacchierate che noi stiamo facendo e magari anche le puntualizzazioni critiche che siamo abituati a fare da sempre, no? Perché però per noi siamo nati che ancora si poteva dire liberamente quello che si pensava, più o meno. Ecco, questa roba qua sarà molto più difficile farla. Questa, a me non sembra una questione di serie B, mi sembra una questione piuttosto importante. Però, insomma, non frega niente a nessuno e ne prendiamo atto. Mentre invece, fammi andare veloce perché il tempo è poco e io volevo toccare anche un'altra cosa che mi ha molto interessato su un altro articolo, quello che citavo prima sul Giornale d'Italia. Tu parli, è vero, di questo episodio del 22enne che è stato fatto fuori quasi e probabilmente reso invalido per sempre da questi 5. Però mi ha interessato molto anche il racconto che tu fai del tuo colloquio con la brigatista Anna Laura Braghetti, credo sia lei, no? Sostanzialmente, che tu hai intervistato, perché ci trovo un bellissimo collegamento tra quei tempi là e l'oggi. Perché ti ha lasciato un qualcosa di molto interessante il colloquio con la Braghetti, no? Con la brigatista. Ce ne vuoi parlare un pochino? Perché tu lo inquadri nell'ottica del perdonismo italiano, che riguarda anche i 5 di cui aggressori di cui parlavamo prima e tanti altri. Ma in che senso, diciamo, questo tuo colloquio si ricollega a questa caratteristica italica del perdonismo? Ma è passato tanto tempo, roba credo più di 25 anni fa. L'ho incontrata, questa aveva appena fatto quel libro, Il prigioniero, con la Paola Tavello, pieno di bugie, pieno di depistaggi. Un libro che in ogni pagina è stato sbugiardato dal fratello di Moro, Alfredo Carlo, magistrato, proprio con dovizia di elementi fattuali. E niente, questa qui era proprio vischiosa, cioè ti lasciava addosso proprio quella sensazione di sgradevole, cioè tu capivi che una non era diventata delinquente, brigatista per caso, per sbaglio, cioè tanto rivendicava tutto. Quindi a me è sembrata anche una paranoica, cioè una di quelle persone anche squilibrate con un rapporto necessariamente disastroso, distorto con la realtà, cioè una che pensa che stare al mondo, stare nella società è ammazzare la gente, ammazzare a caso, giocare a fare la guerra, la rivoluzione. E 25 anni dopo dice no, quella è stata una stagione, per me è stata la stagione della mia vita, meravigliosa. Ne parlava come quando, non so, l'adolescenza, il primo amore, i Boy Scout, dice è stata una stagione fantastica, meravigliosa. Nessun rimorso, nessun vero, no? Nessun ripensamento. E parla che era vestita con 25 anni di ritardo ancora, sti zoccoloni, cioè una persona squilibrata. Però ecco, è morta, è passata anche lei come un eroe, eroina. Poi ci sono le professoresse del Fatto Quotidiano che quando ne muore una dice se la tua rivoluzione era anche la mia, sono straziata. Un'altra, una collega di delinquenza, io non lo chiamo neanche terrorismo, lo chiamo criminalità, la Francesca Mambro, su tutt'altra parte, dice no, per me è morto un pezzo di me oggi, bisogna considerare quello che ha fatto di buono per i detenuti, la sua opera sociale. Ma come la sua opera sociale? Opera sociale. Questa ha ammazzato, ha avuto una parte viva e attiva in tutta la storia di Moro. Ha ammazzato Bachelet a pistolettati in testa, è coinvolta in altre azioni cruente. E dice no, ricordiamola cioè anche i terroristi poi indulgono al perdonismo, no? Ecco che cosa hanno tratto. E poi è un discorso che viene a cascata, al terrorismo perdonista, la politica perdonista, la società perdonista, la mamma perdonista, tutti che si perdonano. E alla fine che ha fatto male? Anche questi, cioè, c'è un filo rosso, questi hanno hanno stoppiato uno, lo volevano ammazzare, ridevano, dovevamo fare il video. Poi c'è un'altra cosa, giustamente mi fa notare Silvana De Mari, quando questi fanno una roba del genere, questi qua che sono islamici, no? Questi non lo fanno solo per la pulsione, per la logica maranza, la delinquenza, eccetera. Lo fanno anche per marcare il territorio, cioè lo fanno anche per dare una dimostrazione. In quell'ottica lì, distruggere, ammazzare, storpiare
è conquistare, è la logica della conquista. Quelli che vogliono, come il Papa, accogliere, andare d'accordo, sono falsi, perché sanno benissimo ma non considerano questo. Cioè la logica dell'andare d'accordo prevede la logica della conquista da questi qua. Quindi ogni volta che questi stuprano, ammazzano, massacrano, rapinano, storpiano, loro si mettono sui social, lo dicevano, dovevamo fare il video per acquisire meriti, per far capire, per far vedere. Non è una logica diversa da Hamas nella concezione, è la logica della conquista, violenta, totale e definitiva. Allora Max, ti giro alcuni messaggi che sono nel frattempo arrivati, ma volgiamo ormai alle 10:52, ci mancano 7 minuti a chiudere. Comunque c'è un messaggio che si riferisce alla telefonata della signora Vigilessa, che il nostro ascoltatore scrive con la S e con la V maiuscole. Mi permetto di dire che la signora Vigilessa ha dato una grande lezione di realtà, dedizione al lavoro, coscienza e dignità a chi la vuole imparare. Tanta salute a tutti. Dopodiché, Ferdinando da Verona, carissimi, cosa ci si può aspettare da una società in cui centinaia di altolocati rispettati partono per il safari umano? Ne abbiamo parlato ieri, Sarajevo, il safari di Sarajevo. Bisogna vivere per sopravvivere. Sì. Questo paese è perso, scrive Ferdinando. Dopodiché abbiamo ancora un messaggio al 340 6709 659. Anch'io, ci racconta questa signora che è un insegnante, ho avuto una pessima esperienza con i carabinieri. Un alunno della scuola in cui insegnavo mi ha rubato il motorino. Sono andato a sporgere denuncia dai carabinieri della città dove era avvenuto il furto. Si sono rifiutati di riceverla perché non ero residente lì. Quelli della città in cui risiedo si sono rifiutati perché il furto era avvenuto altrove. Tornata dai primi, dopo mie insistenze, sono riuscita finalmente a fare la denuncia, ammonita però dagli stessi militari. Ammonita dagli stessi militari. Ci pensi bene però, il ragazzo ha compiuto 14 anni e è imputabile. E la scuola non gli ha dato alcuna punizione, neanche un richiamo a ammonimento, un giorno di sospensione. Conclusione, la settimana dopo, nuovo furto di motorino, non il mio, per fortuna, scrive questa signora che ha fatto l'insegnante. Max, ci sono pochi minuti. In questi pochi minuti io volevo toccare però anche un altro argomento tra quelli di cui ti sei occupato tu in settimana. Oltre a quello del registro degli influencer, abbiamo l'ultimo argomento. Non è che sei occupato tu in settimana. Te in settimana ti sei occupato di tante cose. Nel tuo libro c'è dentro anche, secondo me, anche se non l'hai fatto in tempo a inserirlo, quest'ultima trovata parlamentare, che è quella a cui mi riferivo prima, senza consenso libero è stupro, modifica all'articolo 609 bis del codice penale. La proposta di legge che è bipartisan, Meloni, Schlein e tutti quanti, collettivamente. Cioè la sinistra l'ha decisa e la destra si è adeguata. Ecco, la proposta di legge riscrive, quello che dicevo prima, no? Riscrive integralmente l'articolo 609 bis del codice penale. Allora, io adesso lo recupero velocemente, l'articolo 609 bis del codice penale attuale. Il codice penale attuale, articolo 619 bis, un attimo solo perché mi sono incasinato. Comunque, ti leggo la modifica. Insomma... No, la modifica è allora, il primo comma reciterebbe così: chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Allora, le pene sono altissime, da 6 a 12 anni. Sì, che poi non vengono applicate. No, ma io mi domando una cosa. Allora, il Corriere oggi ci racconta che è stato il via libera della Camera all'unanimità a questo testo. La norma è frutto di un accordo bipartisan, Meloni, Schlein, eccetera, eccetera, va al Senato, dove si prevede un percorso molto rapido perché anche al Senato all'unanimità la approveranno. 6/12 anni. Io mi domando una cosa, com'è che fai a accertare che il consenso libero e attuale è stato dato se non firmi una carta? Come fai ad accertare che la carta è stata firmata senza costrizione da parte del violentatore o della violentatrice? Puoi fare solo una cosa. Come fai? Mentre scopi ti riprendi che fai la firma. Sì, no, e neanche basta, perché dopo quella potrà sempre dire, o quel potrà sempre dire, non ero in me, ho cambiato idea. Cioè questa è la pessima politica dell'impotenza. Ci credo che vanno tutti all'unanimità. È una legge demenziale, non serve a niente. Scatenerà ancora più denunce temerarie per rovinare la gente, per vendicarsi, per mandare qualcuno in galera così, a istinto, per gelosia, per quello che è.
e basta, perché la politica così si rifà la faccia, il Vaticano è contento, quelli sono contenti. Naturalmente questa roba vale solo per gli italiani, per gli extracomunitari, gli africani, i magrebini, tu te ne immagini che questi fanno firmare. Cioè l'Islam, se tu vai su internet, ci sono i tutor su come picchiare le mogli. Ora ho qualche dubbio che a questi qua verrà applicata la legge sul consenso attivo, attuale, eccetera, eccetera. Varrà solo per gli italiani. Però come devi fare? Devi filmarti mentre stai facendo rapporto sessuale, che quella ti firma la liberatoria. Non vedo altre cose. No, perché stavo guardando la formulazione adesso per fare proprio stiamo a ragionare sulla demenza. Scusami, per fare il precisino, allora l'articolo 609 bis attuale del codice penale, che si intitola violenza sessuale, recita quanto segue: chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Da 6 a 12 anni. Alla stessa pena, questo è l'attuale articolo 609 bis, soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali, 1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i 2/3. Quindi attualmente il codice prevede questo: chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe altro a compiere atti sessuali è punito. La nuova formulazione, la ripeto, recita così: chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad altra persona senza consenso libero ed attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Chiunque costringe o chiunque costringe è il verbo attuale, mentre con il nuovo articolo chiunque compie o fa compiere senza il consenso libero ed attuale. Tu mi spieghi la differenza, Max? Tu hai fatto diritto meglio di me, io non ci ho capito molto. Ma non bisogna capire, sono formule totalmente incomprensibili per quello, perché così le puoi applicare su tutto. Il consenso libero, chi lo decide che il consenso libero? Allora, anche oggi, scusami, scusami, io voglio capire se sono scemo io o se sei scemo te o se siamo scemi tutti e due o se sono scemi quelli che hanno approvato l'articolo, perché una cosa allora, fammi capire, oggi succede che tu devi dimostrare che uno con violenza, minaccia o abuso di autorità ha costretto un altro a compiere o subire atti sessuali, no? Dopodiché ti becchi dai 6 ai 12 anni se lo dimostri. Poi c'è l'abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica, eccetera, eccetera. Lo devi dimostrare. Allora, domani, con questo cavolo di nuovo articolo 609 bis, tu comunque devi dimostrare, o sbaglio, che compi o fai compiere o subire atti sessuali a un'altra persona senza il suo consenso. È la prova del diavolo. Senza il suo consenso libero e attuale. Ma mi spieghi come si dimostra il consenso libero e attuale? Non si può. Non solo, ma vado oltre. È la prova del diavolo. Non potrai mai dimostrarlo perché è una faccenda così, di foro interno, di percezione, di opinione, per cui uno può comunque cambiare idea in qualunque momento, ma soprattutto definiscimi atto sessuale. Il problema, Max, il problema è che uno può cambiare idea anche una volta concluso l'atto sessuale, uno può cambiare idea. Ma certo, perché quello che dice la donna dice no. Hai visto quella che sta sempre da Cruciani alla Zanzara? Quella che hanno fatto mettere in galera 7 perché si è fatto un'orgia con 7 palermitani e li ha mandati in galera, mi hanno stuprato, poi alla fine ha detto ho cambiato idea, no, io ci stavo, li ho adescati, ha aperto un sito porno, fa attività pornografica per campare, e ha detto no, non è vero, ci ho avuto rimorso, poi ha cambiato ancora idea, ha detto però a pensarci bene, magari non ero proprio convinta, diciamo, a quei livelli lì. Ma poi tu mi definisci un rapporto sessuale, cioè il rapporto sessuale per cui che è il presupposto è la violenza pure e semplice, eccetera, ti strappo i vestiti, eccetera. Atti sessuali. Atti sessuali è anche quando una ti abbraccia, ti dà un bacio e ti abbracci magari in macchina un secondo e poi ci ripensi il giorno dopo? Anche quello è? O non lo so, allora, atti una sessuali... che viene presa da 5 minuti di passione e il giorno dopo dice però che cazzo di figura ci faccio dopo con me stessa, col marito, e allora anche questo è? Perché è anche il fatto di atto sessuale. Qui entra tutto. Entra l'atto vero e proprio, entra l'abbraccio in macchina, entra lo sguardo, entra la telefonata. Ragazzi,
Sì, ma io continuo a non capire la differenza fra l'oggi, l'attuale articolo, e quello nuovo, perché comunque si parla di atti sessuali in tutti e due, in tutti e due i casi sono da dimostrare. Cioè, non lo so, però è bipartisan, però è una roba che funziona perché l'hanno fatto tutti. È tutti. la pessima politica, è la sinistra d'opposizione che comanda e la destra che si vergogna di essere a destra, eccetera, eccetera, che esegue. Allora, da una parte ci sono quelli falsamente che accusano Meloni pure delle bombe in Medio Oriente. Però dall'altro ci sono quelli che la glorificano, la donna della provvidenza, pure se che ne so, uno vince la lotteria. Invece no, io penso che siamo in un'epoca di totale inadeguatezza anche della politica di tutti, anche della signora Meloni. Allora, dobbiamo salutarci. Questi risultati si vedranno. Dobbiamo salutarci. Fate una bella cosa, compratevi il libro di Max Schiavi. Fa una cosa, che ve lo fai leggete. come Einstein che comprava schiavi. Esatto, e andava in bicicletta. Quindi io ringrazio Max del Papa, tutti coloro che ci hanno seguito. Noi ci proviamo a far passare un'oretta in compagnia, dopo le cose sono drammatiche. Però no, i messaggi sono tanti. Noi ci proviamo anche a scherzare un po'. Beh, mancherebbe altro, abbiamo ancora un cervello e un senso dell'umorismo. Però poi quando io faccio il teatro lì, eccetera, queste cose di cui discutiamo con Giulio, le discuto senza filtri, senza sconti, senza coloranti conservanti. Tu mi hai mandato un'ora e mezza della tua performance a Tolentino, bellissima, quindi dobbiamo portarla a Milano. Quella era una data zero, era ancora tutto da vedere, adesso è cambiato molto già. Infatti è tutto un lavoro in corso d'opera, questo è bello anche. Max, un abbraccio, un saluto a tutti.